nostri ballerini, ma anche aiutanti e alcuni insegnanti del nostro grande staff più maestri di ballo. Ne abbiamo più di 15 insegnanti di discipline caraibiche che vi aspettano tutti. Chi vuole iniziare i nuovi corsi base, avremo 2 corsi base che partiranno a gennaio. La presentazione gratuita in cui tutti siete invitati, anche semplici, curiosi, per vedere la struttura, per testare un attimo l'ambiente, il clima che si respira all'interno delle nostre nuove sale da ballo. Alle 21:30 di lunedì 7 gennaio tutti invitati. Ci sarà la presentazione gratuita in cui chiunque può venire a curiosare e mettere il primo passo nel mondo del ballo per quanto riguarda le discipline caraibiche. Noi proseguiamo, ovviamente avrò modo di informarvi anche degli altri corsi che partiranno, ricordandovi che al Youth Center, oltre a quello che vedete, ci sono molte altre discipline. Noi torniamo ai balli latinoamericani e abbassiamo un po' i toni che abbiamo alzato con la break, con la salsa, con il jive. Ora andiamo un attimino a smorzare l'adrenalina. Matteo Martina, Marco e Martina ci presentano il ballo dell'amore, rumba. Ma se dormo sul petto e amarti smetto, tu stupendo sei, amore, sensuale sulle cuore. Se vuoi stare un lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora. Dolcissima questa rumba per Matteo e Martina e Marco e Martina. Ora andiamo a sentire delle splendide e dolcissime note anche per quanto riguarda le discipline standard. La pista è per Stefano e Camilla, Alberto e Sara, e questo è Valzer Lento.
Sara con un gruppo di ragazze scatenate per quanto riguarda l'hip hop, e questa è Yo Gag Hip Hop. That's you. Wanted to come for me, but I don't believe it's true. That's true. Being told that you'll get. Di lavoro che si è unito solamente a settembre, 2 mesi, e già questo pezzo, sì. Per giugno sicuramente ne vedremo delle belle. Passiamo ora al ballo più grintoso per quanto riguarda le discipline standard. Stefano Camilla, Alberto e Sara, tango! Il tango fa parte insieme al valzer lento, il valzer viennese, il fox, la mazurka e la polka del ballo, diciamo del ballo da sala, del ballo liscio, che chiunque può imparare. Siete tutti invitati martedì 8 gennaio alle 21:30, anche qui 2 corsi base in partenza per cominciare da zero a entrare nel mondo del liscio, quindi frequentare le innumerevoli feste e occasioni che si hanno qui in Friuli per ballare, per mettere in pratica ciò che si impara, o semplicemente per perfezionare il proprio livello nei 6 livelli che abbiamo poi di questo ballo, fino ad arrivare alla competizione. Veramente mai mettere i paletti alla propria passione, perché ne abbiamo viste di persone partire dall'1, 2, 3 e poi gareggiare dopo 5 anni la domenica, quindi veramente mai mettere freno alla propria passione. Torniamo ora ai latinoamericani, andiamo in Brasile e questa è Samba, Matteo e Martina, Marco e Martina.
balle molto ampie e spaziose. Ci provano lo stesso Enrico e Gaia, il ballo più veloce per quanto riguarda le discipline standard, e questo è il Quick Step. Bravissimi Enrico e Gaia che sono riusciti in questo Quick Step. E prima ci hanno portato i